Emergenza cenere a Catania, già sature le isole ecologiche per la raccolta. A Stromboli riprende l'attività effusiva, l'allerta è rossa. Crisi idrica ad Agrigento, l'acqua arriva sulle navi cisterna, riforniranno la provincia e la zona di Gela. Situazione esplosiva nelle carceri, il garante dei detenuti in Sicilia, dal governo solo annunci. Al via i saldi in Sicilia, in tanti sono in cerca dell'affare, ma molti devono fare i conti con budget limitati. Due rapper amatissimi dai giovani, Salma e Noyz Narcos, ci raccontano in anteprima cosa vedremo sul palco della Villa Bellini il prossimo 12 luglio. Calcio, da domani Palermo in ritiro a Livigno, accordo raggiunto per il difensore greco Nicolau, il terzino Anastasio e del Catania che punta anche Varela, Caric a un passo dal Trapani. Dunque Catania e le prese con la coltre di cenere vulcanica che ha ricoperto la città, i centri di raccolta attivati sono già saturi, bisognerà dunque attendere lunedì. Emanuela Corsi. Isola ecologica di Picanello presa d'assalto questa mattina da tanti cittadini che hanno depositato la cenere vulcanica raccolta presso la propria abitazione. La struttura di Via Gianni già alle 10:30 era satura e molti sono stati invitati a tornare lunedì mattina o a recarsi presso l'altra isola ecologica di Viale Terreno a Trappeto Nord. Tanta la delusione e le lamentele in questo primo giorno di smaltimento a Catania, che in molte zone è ancora sommersa dalla cenere. Da lunedì ci saranno due isole ecologiche itineranti, allestite una a Canalicchio su via Angelo Musco e l'altra invece al Gemellaro zona Corso Indipendenza. Chiediamo appunto la collaborazione dei cittadini che portano questa sabbia vulcanica che raccolgono nelle proprie proprietà private. Andando in giro per il centro sono tanti i sacchi pieni di cenere davanti alle abitazioni. È stata fatta un'ordinanza del sindaco dove inizialmente non si sapeva la quantità di sabbia che sarebbe caduta e nell'ordinanza c'era specificato di lasciare la sabbia accanto alle proprie abitazioni, però questa cosa purtroppo non può funzionare perché la sabbia è tanta e chiediamo la collaborazione dei cittadini che la portano alle isole ecologiche. La cenere vulcanica depositata sui marciapiedi infatti potrà essere ritirata solo quando verranno confermate le disponibilità delle piattaforme negli impianti di conferimento. E purtroppo le operazioni di raccolta della sabbia vulcanica saranno molto più lunghe. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, comunica la notizia sulla sua pagina Facebook. La quantità e il cambio di codice di smaltimento rendono infatti più complesse le operazioni. Da lunedì però dovrebbero raccogliere quella lasciata nei sacchetti, in quanto più pulita può essere destinata ad una ditta che ne ha fatto richiesta. Una situazione che viene aggravata da quello che sta succedendo nelle strade. Cumuli di spazzatura, cittadini esasperati, a farne le spese i lavoratori del servizio di igiene ambientale che sono stati più volte minacciati in questi giorni durante il servizio in alcuni quartieri popolari. La denuncia è dei segretari generali di UIL e UIL Trasporti. Ed è ripresa la colata lavica a Stromboli. La Protezione Civile ha chiesto al Comune di interdire le spiagge nelle vicinanze della Sciara del Fuoco. Lo stato di allerta permane di livello rosso. Francesco Triolo. Uno stop di qualche ora e poi è ripresa in tarda mattinata la colata lavica sulla Sciara del Fuoco di Stromboli. L'ultimo aggiornamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala come la bocca, precedentemente posta a 510 metri sopra il livello del mare, adesso si sia abbassata a 485 metri ed il fronte della colata è a circa 200 metri dal mare. A questo inoltre si aggiunge il distacco di blocchi dal fronte lavico che, rotolando verso la linea di costa, raggiungono il mare. A Stromboli quindi resta alta l'attenzione e il livello d'allerta permane rosso. Questa mattina sono state stoccate all'Ipari 1 migliaio di brandine, così come previsto dai protocolli di emergenza fatti scattare dalla Prefettura di Messina, che ha allertato le strutture sanitarie ed ospedaliere, nonché le prefetture di Palermo, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Salerno. Durante la riunione del Comitato di Sicurezza di questa mattina, la Protezione Civile ha evidenziato l'opportunità di disciplinare l'accesso alle spiagge più prossime alla Sciara del Fuoco e con limitata capacità di rapida evacuazione in caso di allarme tsunami segnalato dalle sirene. In particolare è stata chiesta al Comune di Lipari di procedere all'interdizione della spiaggia lunga e delle calette nell'area di Piscità.
raddoppiata la presenza dei vigili del fuoco nell'isola che stanno utilizzando il geoportale per il monitoraggio cartografico avanzato grazie al supporto dei dati satellitari per garantire una sorveglianza continua e dettagliata. Rimane in vigore l'ordinanza del sindaco di vietare l'approdo dei vaporetti con i turisti giornalieri che ogni giorno arrivano dalle coste siciliane e calabresi. E passiamo adesso ad un'altra emergenza, quella idrica. Nei prossimi giorni approderà a Licata una nave cisterna della Marina Militare per rifornire le città costiere dell'Agrigentino e della zona di Gela. Gerri Italia. In Sicilia si cercano soluzioni per arginare la crisi idrica che da settimane ormai sta mettendo in ginocchio l'isola. Nei prossimi giorni a Licata approderà la Ticino, la nave cisterna della Marina Militare è già stata individuata e allertata per rifornire le città costiere dell'Agrigentino e del Gelese, le più provate dalla crisi. La nave si trova ormeggiata da Augusta, può trasportare fino a 1200 metri cubi d'acqua ed è pronta a salpare in base alle indicazioni sull'emergenza che arriveranno dalla regione. A Gela intanto si lavora per aumentare la portata della distribuzione idrica. In settimana dovrebbe essere operativo il primo dei 2 pozzi Pantanelli che dovrebbe consentire di immettere progressivamente nella rete idrica cittadina fino a 15 litri al secondo in più, da integrare poi con i quantitativi previsti con il secondo pozzo, operativo entro un mese. Lo ha confermato il sindaco Terenziano Di Stefano dopo il sopralluogo dei giorni scorsi. Siamo pronti, manca il campionamento ed il risultato delle analisi che uscirà fuori e con molta probabilità già tra giovedì e venerdì della prossima settimana altri 13-15 litri al secondo in più verranno immessi nella nostra rete idrica. Questo permetterà a Gela di avere l'acqua un giorno sì e un giorno no e quindi uscire da questa grave crisi che sta vedendo veramente una città in ginocchio, i nostri concittadini che sono veramente allo stemma. Il responsabile della protezione civile regionale, Salvo Cocina, intanto ha richiesto alle ATI, ai comuni, ai gestori e ai consorzi di bonifica un report urgente e dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi inseriti nel piano, in base al quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale stanziando i primi 20 milioni di euro. Inchiesta Vasi Comunicanti, le dimissioni sospette dagli incarichi pubblici del professore Tamburino. Per il GIP sapeva delle intercettazioni. Intanto i 9 indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roberta Lunghi. È il 17 giugno quando, come un fulmine a ciel sereno, il professor Corrado Tamburino, direttore del Dipartimento di Cardiologia del Policlinico di Catania e docente di cardiologia all'università, annuncia in una lettera di commiato a colleghi e collaboratori la sua decisione di lasciare. Nelle intercettazioni dell'inchiesta Vasi Comunicanti, che ha portato a 9 arresti, tra i quali 4 dirigenti medici tra Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa, emerge che Tamburino avesse annunciato le sue intenzioni anche al direttore generale del Policlinico di Catania. Per la GIP Giuseppina Montuori questa scelta a 5 anni dal pensionamento è dimostrazione del fatto che evidentemente è venuto a conoscenza dell'attività di intercettazione nei suoi confronti. Tamburino, dalle carte dell'inchiesta che ha svelato un sistema di corruzione da parte di ditte fornitrici di dispositivi medici per interventi cardiochirurgici con mazzette mascherate in sovvenzioni per eventi formativi, sarebbe riuscito a fare acquistare i dispositivi TAVI a un prezzo maggiorato del 20%, con un relativo danno economico al Policlinico Rodolico San Marco per circa 1 milione di euro. In una conversazione a parlare sarebbero stati Marco Contarini, primario di cardiologia dell'Umberto I di Siracusa, e il palermitano Pietro Sola, anello di congiunzione fra i medici e le aziende, che avrebbero discusso del congresso del maggio scorso a Catania e del compenso chiesto per i 4 medici pronti a favorire le ditte interessate. Il prezzo sarebbe stato 10.000 euro ciascuno, cifra elevata secondo Rosa Vitale, anche lei ai domiciliari, rappresentante della Presi Farm, ma indiscutibile per il pretenzioso Antonio Micari del Policlinico di Messina. Intanto è stata scena muta da parte di tutti i 9 indagati negli interrogatori davanti al GIP, mentre dalla Regione è giunta la richiesta da parte dei dirigenti Iacolino e Requirez di una relazione esaustiva e puntuale relativa al percorso di acquisizione dei dispositivi oggetto di indagine ai direttori generali delle aziende ospedaliere Policlinico Martino di Messina e Rodolico San Marco di Catania e delle ASP di Siracusa e Ragusa. Rapina un supermercato a Palermo con una gamba ingessata e con una stampella. L'uomo si è diretto verso una delle casse armato di coltello e ha minacciato la dipendente che gli ha consegnato il denaro. Poi è salito a bordo di un'auto ed è scappato, pare con un complice. La polizia ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.
In carcere non solo i suicidi, ma la mancanza di investimenti fa insorgere il garante dei detenuti di Palermo, un decreto bluff, il recente provvedimento del governo. Giusy Lazzara. Sono morti dimenticate. Si fa sempre più esplosiva la situazione nelle carceri siciliane, dove ormai suicidi, tentativi di suicidio, gli atti di autolesionismo sono all'ordine del giorno, dove tutta la pesantezza della situazione si scarica in uno scontro fra il detenuto e l'agente di polizia penitenziaria. 10 i suicidi nelle carceri siciliane, l'ultima vittima nell'istituto penitenziario di Caltanissetta la scorsa settimana. Non ci sta il garante dei detenuti di Palermo, Pino Apprendi, che giudica inefficace l'ultimo decreto del governo. I suicidi che in questo momento risultano più alti del doppio rispetto allo scorso anno. Nulla di tutto questo. Per la polizia penitenziaria credo che sia stata proprio una beffa, perché gridare alla vittoria per 1000 unità in più in 2 anni credo che non serva nemmeno a coprire il turnover. Si grida vittoria per aver messo a disposizione 2 videotelefonate in più. Ma questo già alcuni direttori, avendo capito che la situazione è molto pesante, già avevano provveduto. Nessun investimento poi è previsto sulle figure professionali di psicologi, assistenti sociali, educatori e mediatori culturali. Sulla sanità, sulle strutture alternative al carcere c'è silenzio. In Italia 52 detenuti morti quest'anno e 5 i suicidi fra gli agenti della polizia penitenziaria. Il Codacons ha presentato un esposto ai carabinieri per chiedere di sospendere i cantieri presenti sulla A18 tra Ciriale e Giarre, perché a causa dei lavori di manutenzione sui guardrail si creano enormi disagi per gli automobilisti e inoltre hanno segnalato in tanti i lavoratori presenti non indossano protezioni di sicurezza. Al via i saldi in Sicilia, si scatena lo shopping a caccia di affari, ma in tanti devono fare i conti con budget limitati. Emanuela Corsi. Al via i saldi estivi in Sicilia, dove secondo le stime saranno oltre 800.000 le famiglie che approfitteranno degli sconti per fare acquisti. Qui siamo a Catania, dove già di mattina sono tanti i cittadini e i turisti in giro per le vie dello shopping a caccia di affari. Siamo in fase di esplorazione ancora. Ma state pensando di comprare? Pensiamo qualcosa. Cos'è sì. che vi interessa di più? Beh, in genere l'abbigliamento. Ma quali sono gli articoli più acquistati? Scarpe, la sua solita malattia, che poi è anche la mia. In questo momento delle scarpe. Qualche magliettina, qualche pantaloncino per l'estate. Secondo Confcommercio Sicilia, ogni nucleo familiare spenderà in media circa 160 euro, ma c'è anche chi non ha un budget o spende molto di più. Non ho un budget, non ho niente di preciso da acquistare, guardo un po'. Ho già speso 400 euro. Bene, e continueremo così? No, spero di finire per oggi così, va bene. Ah, solo per oggi? Sì. Per oggi basta, domani vedremo. Ah, quindi una al giorno? Sì, toglie il medico di torno. Qualche commerciante ha anticipato di alcuni giorni i saldi con delle vendite promozionali. Le associazioni dei consumatori però raccomandano di fare attenzione ad eventuali truffe. Il commerciante ha l'obbligo di indicare, oltre che la percentuale di sconto e il prezzo finale, anche il prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni precedenti i saldi. Poi ricordate che avete diritto di provare gli indumenti, che la garanzia anche in periodo di saldi è di 2 anni. Conservate gli scontrini e ricordatevi sempre di comprare originale, perché vi conviene. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Cireale apre il suo Belvedere al cinema con la prima rassegna dedicata ad un grande protagonista del cinema italiano, il regista palermitano Roberto Andò. Con lui anche tanti degli attori dei suoi film, a cominciare da Ficarra e Picone. Eva Spampinato. Le stranezze di Roberto Andò, da Tomasi di Lampedusa a Luigi Pirandello, è la prima rassegna cinematografica organizzata dal Comune di Cireale e vedrà i grandi nomi del cinema italiano presenti in città dal 10 al 14 luglio, con proiezioni serali alla Villa Belvedere precedute da talk con i protagonisti.
Un evento culturale importante di livello nazionale e anche internazionale, ci aspettiamo tanta gente e soprattutto del buon cinema e ringrazieremo appunto Roberto Andò per i film che ci ha donato e per quello che sta facendo non ultimo a Palermo in questo momento. Siamo contenti, all'interno del cartellone ACI 2024 arricchiamo questo cartellone con una rassegna cinematografica, quindi una rassegna di livello culturale molto alto. La direzione artistica è curata da Mario Patenè, che per inaugurare la prima edizione della rassegna cinematografica di Acireale ha scelto Andò come esempio siciliano eccellente, un uomo dal grande spessore culturale che ha conosciuto e dialogato con i più grandi della letteratura, da Leonardo Sciascia a Umberto Eco fino ad Andrea Camilleri. Io sono molto felice di venire, sarò lì dal 12 al 14 e non vedo l'ora di poter partecipare a queste serate. Dal 10 al 14 luglio dunque Acireale ospiterà assieme al regista anche alcuni dei protagonisti dei suoi film: Ficarra e Picone, Toni Servillo, Donatella Finocchiaro, Valeria Solarino, Antonio Catania, Isabella Aragonese, David Coco. L'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, il magistrato Marisa Scavo, il comandante della Guardia di Finanza di Catania, Antonino Raimondo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Salvatore Altaville, il nostro direttore Michele Cucuzza e le colleghe Carmela Marino e Carla Previtera hanno ricevuto, tra gli altri a Catania, il premio Chimera d'Argento che da 25 anni premia le eccellenze catanesi. Due rapper amatissimi dai giovani, Salmo e Noez Narcos, ci raccontano in anteprima cosa vedremo sul palco della Villa Bellini il prossimo 12 luglio. Nascosto tra la folla come Banksy, sono diventato grande più di gas. Hellraiser è il tour di Salmo e Nois Narcos, due facce diverse della stessa medaglia, fatta di rap hardcore che non ha bisogno di fronzoli o diversivi. Il primo tagliente, scenico, maidomo, il secondo oscuro, denso. I due artisti saranno live a Catania il 12 luglio alla Villa Bellini e ripercorreranno i loro successi, oltre a presentare per la prima volta dal vivo i brani del loro joint album. E proprio della dimensione live del concerto parlano i due rapper. È un live puramente hip hop, è proprio quella roba lì, un live molto hardcore, bello pesante. Ci sono un po' di chicchette dentro, molto ficche, non possiamo svelare niente, chi sarà live lo vedrà, però devo dire che è molto esclusivo e molto fico, ci sono delle cose che non ho mai visto nei live. Due caratteri opposti ma complementari, forti del loro passato, della gavetta, ma anche del loro talento. Il disco è un manifesto di ciò che li caratterizza e li unisce, un immaginario che attinge dal rap, dall'hip hop, dal cinema, ma anche dalle rispettive carriere. Entrambi abbiamo abbastanza banger ben conosciuti per essere performati live, quindi comunque la dimensione live, sia mia che sua, diciamo che è la dimensione più forte dell'artista. Il mio rap Champions League col mio team sempre più up, come se scendessi in strada con tu club. Non ci fotti perché sei smart, killer dentro il block, suona pure dentro il tuo blocco. Abbiamo scelto pure di mettere una componente teatrale tra virgolette, però comunque la sana e vecchia scenografia fatta dalla manodopera di persone che la sanno fare, hanno fatto un lavoro della Madonna e sono uscite fuori delle cose incredibili. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con le ultime di calciomercato. Da domani Palermo in ritiro a Livigno, accordo raggiunto per il difensore greco Nicolau, il terzino Anastasio sarà invece il prossimo acquisto del Catania che punta anche Varela. Queste e altre novità nel servizio di Sergio Colosi. In casa Palermo definita l'operazione con lo Spezia che porterà in rosanero il difensore greco Nicolau, secondo rinforzo dopo il portiere Gomis, mentre al club bianconero si trasferiranno l'attaccante Soleri, forse rimpiazzato da Pedro Mendes dell'Ascoli, e Aurelio in prestito. In attesa di capire il futuro di Brunori, allettato dal sogno di giocare in Serie A, il Palermo è la prima siciliana ad aprire a Livigno la serie dei ritiri estivi. Per il Catania attesa l'ufficialità del terzino sinistro Armando
Armando Anastasio, in arrivo dalla Casertana, dove la scorsa stagione ha disputato 39 partite, realizzando 2 reti. Per il 27enne napoletano pronto un accordo pluriennale. Altri obiettivi rossazzurri: l'attaccante Varela, che la Reggiana vorrebbe valutare in ritiro prima di privarsene, e il mediano De Rose, pupillo di Toscano, che però dovrebbe ridurre le proprie richieste. In concorrenza con l'Avellino piace il centrocampista Sunas del Catanzaro. Di pari passo alle novità cammina il tema dello sfoltimento dell'organico, passaggio fondamentale in vista del ritiro di Assisi. Attivo il Trapani, che aggiunge il centrocampista sloveno Nermin Karic dal Benevento all'attaccante Canutè e ai prolungamenti contrattuali degli ex giallorossi Kragel e Sabatino e dell'albanese Balla. Sciotto continua a tenere in ansia i tifosi del Messina. Tratta la cessione del club ad un fondo americano e dà mandato a Pavone di lavorare alle prime operazioni di mercato, nel segno di un'ormai tradizionale confusione estiva giallorossa. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.